Un tuffo nella tradizione del passato con un presente ricco di entusiasmo. Il presepe vivente nelle comunità dell'Alta Val Graveglia è sempre un momento coinvolgente di aggregazione che richiama numeroso pubblico da tutto il comprensorio. Quest'anno ad ospitare la sacra rappresentazione è toccato al borgo di Statale, partendo da quella che ha rappresentato per lungo tempo una risorsa del territorio, lo stabilimento Santa Rita, per poi raggiungere la chiesa parrocchiale. Tanti figuranti che si sono prestati per l'occasione. Abbiamo i 3 Re Magi, poi noi tutti ci siamo vestiti. Poi ci sono tutti i mestieri in paese, ce ne saranno una ventina, tutto in paese, e poi c'è la parte mangericcia dove c'è la polenta, testaglieux, tutte quelle cose, le galline, eccetera, eccetera. Cosa ha preparato oggi da mangiare? Guarda, ho preparato i fagioli e mi. C'è il vin brûlé, poi c'è il pane con lardo e via. Tutta roba dopo le feste. Da qui in avanti insalata. Il presepe vivente offre l'opportunità di riunire gli abitanti rimasti in questa porzione di territorio e favorire il ritorno di chi è originario del luogo, il tutto senza perdere il senso della natività rappresentata nel giorno dell'Epifania. Il presepe, in particolare l'Epifania, sono un momento in cui ci viene detto qualcosa sulla bellezza, no? Sull'uomo che cerca la bellezza e che la scopre in Gesù, in questo Dio che si è fatto bambino, che è diventato bambino. E quindi per i bambini è stato molto bello e molto importante partecipare, fare delle prove al coro delle Mani Bianche, a cui hanno partecipato con una certa vivacità e insomma spero che poi abbiano scoperto anche qualcosina per loro stessi, che li porti al significato autentico del Natale. Ecco.